Il Friuli Venezia Giulia dal lunedì sarà in giallo e il presidente Fedriga chiede al governo di anticipare di una settimana la nuova stretta introdotta con il Super Green Pass, evitando confusione e misure più restrittive. Loris Tramontin di Azalea Promotion è stato assolto in appello dall'accusa di omicidio colposo per la morte di Francesco Pinna, avvenuta 10 anni fa a Trieste, mentre stava montando il palco per un concerto di Giovanotti. Hamburger e patatine mangiate prima della fuga hanno incastrato a 10 anni di distanza un ladro di rame che aveva colpito Pasiamo di Pordenone nel 2011. Dalle tracce del pasto i carabinieri sono risaliti a lui. Partita in piazza Primo Maggio a Udine la fiera di Santa Caterina. Vi si accede da Quattro Varchi con Green Pass. Traffico in tilt oggi in città nelle ore di punta. Mentre Gotti cerca di far quadrare i conti a centrocampo, l'ex De Paul si fa sentire da Madrid e dice a Marca: la squadra dipendeva dalle mie giocate, non attaccava tanto. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Come più volte ricordato nei giorni scorsi, a partire da lunedì il Friuli Venezia Giulia sarà in zona gialla. Ieri c'è stato da parte del Consiglio dei Ministri il varo del nuovo decreto con le misure per contrastare il Covid, in particolare con il Super Green Pass. Ebbene, oggi il Presidente della Regione Fedriga avrebbe chiesto al governo di anticipare quelle misure che da programma dovrebbero scattare a partire dal 6 dicembre. Questo in sostanza per evitare confusione tra i cittadini, ma per evitare anche quelle misure restrittive che interesserebbero appunto la nostra regione in zona gialla. Anticipare di una settimana l'applicazione delle misure previste dal decreto varato ieri dal governo. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, lo ha chiesto a Roma in considerazione del fatto che la nostra sarà la prima regione ad abbandonare la fascia bianca e a passare in giallo lunedì 29 novembre. Fedriga punta a far scattare dalla stessa giornata l'obbligo di Green Pass rafforzato. In questo modo si eviterebbe di generare confusione tra i cittadini e tra chi gestisce attività economiche, superando la fase di transizione e partendo subito con le nuove restrizioni. A ciò si aggiungono i numeri. Oggi 845 nuovi contagi e 4 decessi, con l'occupazione dei posti letto Covid negli ospedali schizzata sopra le soglie critiche, 16% in terapia intensiva e 19% nelle aree mediche. L'obiettivo è dunque quello di arrivare alla stretta Novax una settimana prima di quanto stabilito dal governo. Con il Super Green Pass, vaccinati e guariti possono di fatto svolgere ogni attività con le regole previste per la zona bianca. Con la certificazione verde base, invece, che si può ottenere con il tampone, ci si potrà recare al lavoro e sarà consentito salire su mezzi pubblici locali, treni regionali a lunga percorrenza, aerei. Al di là del confronto istituzionale, resta da capire se questo gioco d'anticipo sarà possibile da un punto di vista tecnico, ovvero se già da lunedì sarà possibile distinguere nei controlli Green Pass rafforzato e certificazione di base. Il Friuli Venezia Giulia dunque vuole anticipare i tempi, un po' come ha fatto la provincia di Bolzano, territorio con cui condivide le prime posizioni in classifica in Italia per incidenza dei casi Covid. Entrambe le aree inoltre sono passate in rosso scuro sulla nuova mappa settimanale elaborata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, pubblicata oggi. Il presidente della provincia di Bolzano è corso ai ripari nei giorni scorsi, firmando un'ordinanza per rendere più stringente l'obbligo di mascherina e per introdurre il coprifuoco in 20 comuni. E a pochi giorni dall'ingresso in zona gialla in Friuli Venezia Giulia si registra per il secondo giorno consecutivo un nuovo boom di contagi con una crescita sensibile anche delle ospedalizzazioni di pazienti Covid. Complessivamente oggi sono emerse 845 nuove positività, 772 casi rilevati attraverso 8.856 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'8,72%. Altri 73 contagi sono emersi da 19.189 test rapidi antigenici con una percentuale di positività dello 0,38%. Negli ultimi 7 giorni sono state scoperte 4.174 persone
infette dal coronavirus, numeri paragonabili a quelli della metà dello scorso marzo, quando la regione era in zona rossa. Sono stati ricoverati altri 19 pazienti. In questo modo in terapia intensiva ci sono 28 persone, 2 in più rispetto a ieri. Negli altri reparti i ricoveri sono cresciuti di 17 unità, arrivando a 249. 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Una donna di 95 anni di Muggia, morta in casa di riposo, una donna di 92 anni di Trieste, anche lei ispirata in casa di riposo, un uomo di 87 anni di San Dorligo della Valle, morto in ospedale, un 74enne di San Giorgio di Nogaro, deceduto anche lui in nosocomio. 2 scritte di minaccia nei confronti del presidente della regione Massimiliano Fedriga e delle forze dell'ordine sono comparse su un edificio abbandonato a Osoppo. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso sindaco Luigino Bottoni. Esplode sempre più l'odio ingiustificato e ingiustificabile, ha scritto su Facebook il sindaco, e questo non è tollerabile nella forma più assoluta. Il comune di Osoppo, conclude il primo cittadino, sporgerà denuncia per questi imbrattamenti ingiuriosi. Tanti messaggi di solidarietà e vicinanza al presidente Fedriga e alle forze dell'ordine da parte degli esponenti della politica regionale. Sono sicuro che Luigino Bottoni farà oltre il necessario per individuare questi scemi, scrive il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto. Le minacce comparse oggi a Osoppo sono riprovevoli e inaccettabili, ha detto Diego Moretti, capogruppo del PD in Consiglio regionale. Solidarietà viene espressa anche dal gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, che aggiunge come la dialettica politica e la contestazione sociale nulla abbiano a che vedere con certe scritte vigliacche e violente. Annunciato ieri è già saltato il capodanno Novax che avrebbe dovuto tenersi il 31 dicembre a Lignano Sabbiadoro nella struttura del Bella Italia EFA Village. Il sindaco Luco Affanotto, che ieri aveva chiesto un passo indietro agli organizzatori, ha ricevuto la conferma formale che l'evento, promosso dall'associazione Liberi si nasce, non si terrà in quanto annullato dai vertici della stessa struttura ricettiva. L'amministrazione comunale ha precisato che l'evento era legato all'iniziativa di privati, ma di essere intervenuta pubblicamente per chiedere un passo indietro da parte degli interessati. Di qui la rinuncia formale giunta oggi al sindaco Fanotto, il quale esprime la propria soddisfazione e auspica un senso di responsabilità da parte di tutti, in un momento estremamente delicato per la nostra regione e per l'intero paese. E intanto l'EMA ha dato il via libera al vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. La commissione tecnico-scientifica dell'AIFA è stata convocata la prossima settimana dall'1 al 3 dicembre per valutare la pronuncia dell'EMA e dare il proprio parere per quanto riguarda l'Italia. Loris Tramontin, legale rappresentante di Azalea Promotion, è stato assolto in appello dall'accusa di omicidio colposo per la morte di Francesco Pinna, avvenuta 10 anni fa mentre stava montando a Trieste il palco per un concerto di Jovanotti. Assolto per non aver commesso il fatto. Ci sono voluti 10 anni, la sentenza della Corte d'Appello di Trieste a Loris Tramontin, legale rappresentante di Azalea Promotion, per vedersi assolto dall'accusa di omicidio colposo per l'incidente che portò alla morte del ventenne Francesco Pinna. Il 12 dicembre 2011 il giovane addetto del montaggio fu travolto dal crollo del palco in allestimento per il concerto di Jovanotti a Trieste. Tramontin, accusato insieme ad altri dell'incidente, nel maggio del 2019 era stato riconosciuto colpevole in primo grado dal Tribunale di Trieste, condannato a 1 anno, 10 mesi e 15 giorni. Tramontin, accusato insieme ad altri dell'incidente, nel maggio del 2019 era stato riconosciuto colpevole in primo grado dal Tribunale di Trieste e condannato a 1 anno, 10 mesi e 15 giorni di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Allora l'accusa aveva sostenuto che Tramontin, in qualità di committente, avrebbe dovuto nominare un coordinatore della sicurezza, il quale avrebbe dovuto vigilare sulla tenuta del palco e intervenire in caso di problemi, allontanando gli addetti. La sentenza però è stata ribaltata ieri sera in tarda serata dalla Corte d'Appello. Si tratta di una pronuncia importante e clamorosa, ha spiegato il difensore di Azalea, l'avvocato monfalconese Caterina Belletti. Dobbiamo ancora leggere le motivazioni, ma la convinzione è che la Corte abbia riconosciuto che, come abbiamo sempre sostenuto, Azalea non fosse il committente dello spettacolo e che quindi non spettasse a Loris Tramontin nominare il coordinatore alla sicurezza. Resta, ha concluso il legale, la tragedia della morte di un ragazzo di 20 anni.
Un 54enne di Treppo Grande è stato condannato dal Tribunale di Udine a 1 anno e 3 mesi di reclusione, pena sospesa per detenzione illegale e abusiva di armi. Nel marzo 2019 i carabinieri hanno trovato nella casa in cui l'uomo coabitava con altre 2 persone e dove ha sede la sua ditta un fucile calibro 12, 23 cartucce e 3 spade. In particolare i militari hanno rinvenuto 2 daghe e una spada Takoba, lama a doppio taglio di circa 1 metro, tipica delle popolazioni del Sahel occidentale come i Tuareg. Nonostante non fossero sue, ha spiegato il difensore, l'avvocato Paolo Viezzi, il mio assistito mostrò ai carabinieri dove fossero le armi e per questo è stato ritenuto responsabile della detenzione. C'è più di qualche ragione, ha concluso il legale, per ricorrere in appello. E il GUP di Udine ha rinviato a giudizio 2 sloveni con l'accusa di aver picchiato e rapinato un adolescente a Tarvisio. Uno dei 2 imputati in passato aveva venduto marijuana al minore. Avrebbero picchiato con un tirapugno un 14enne e poi minacciato lui e un suo amico con un coltello per rapinarli. 2 giovani di Lubiana sono stati rinviati a giudizio. È quanto disposto dal GUP del Tribunale di Udine, Emanuele Lazzaro, in merito a una vicenda verificatasi a Tarvisio nel febbraio del 2020. I 2 stranieri, uno di 25 e uno di 24 anni, avrebbero aggredito l'adolescente residente a Tarvisio, al quale in almeno 5 occasioni il 25enne avrebbe venduto piccole quantità di marijuana. Il ragazzo sarebbe stato colpito con una testata, calci e pugni, anche utilizzando un tirapugni. Poi i 2 aggressori avrebbero minacciato l'adolescente e un suo amico con un coltello a scatto per farsi consegnare 20 euro, una cassa Bluetooth e 2 cellulari. I 2 sono accusati di rapina e lesioni e il 25enne anche di cessione di sostanze stupefacenti a minorenne. La prima udienza è prevista per l'aprile 2022. Un panino e delle patatine mangiati poco prima della fuga hanno incastrato un ladro di rame che aveva agito nel 2011 a Pasiano di Pordenone. Dalle tracce di quel pasto i carabinieri a 10 anni di distanza sono riusciti a risalire a lui. A tradirlo sono stati hamburger e patatine. Dopo 10 anni di latitanza, un 34enne rumeno, autore di furti di rame in un cantiere di una ditta pordenonese, è stato incastrato dall'analisi del pasto che si era concesso con i complici prima di darsi alla fuga. Così lo hanno rintracciato gli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri di Pordenone. I fatti risalgono al 2011, quando una banda di rumeni distrusse letteralmente una ditta di Pasiano per rubare in particolare rame, bottino di poche migliaia di euro, se non meno, ma danni per decine di migliaia di euro. Qualcosa andò storto, qualcuno si accorse di strani movimenti nella ditta e allertò i carabinieri. I ladri, nel panico, decisero di abbandonare in fretta e furia il loro bottino e si diedero alla fuga, dopo aver pasteggiato. I resti del banchetto sono stati analizzati dal RIS di Parma, che ha tracciato il profilo genetico del ladro. Per quell'episodio, a marzo 2020, la procura pordenonese ha emesso un ordine di carcerazione, 1 anno e 4 mesi, a carico del rumeno, rifugiatosi nel Regno Unito. I militari lo hanno rintracciato con l'aiuto di Scotland Yard, che lo ha bloccato su mandato di arresto europeo. Questa mattina l'uomo è stato estradato ed è giunto a Roma Fiumicino, scortato dal personale dell'Interpol. Ha preso il via oggi la fiera di Santa Caterina, a Udine blindata, ci sono 4 varchi d'accesso per raggiungere le bancarelle ed è necessario esibire il Green Pass per poter accedere. Proprio oggi, nelle ore di punta, si sono creati notevoli disagi al traffico in città. Questa mattina presto, auto ferme anche mezz'ora lungo Viale Trieste. Della Fiera di Santa Caterina, della questione sicurezza e traffico, abbiamo parlato con l'assessore alla sicurezza di Udine, Ciani. A Udine non è Santa Caterina se non ci sono disagi al traffico. Una storia che si ripete, della quale ci eravamo dimenticati, visto che lo scorso anno la tradizionale fiera che si tiene abitualmente in piazza a 1° maggio era stata soppressa a causa della pandemia. Qualche disagio alla viabilità era prevedibile, ma insomma questo accade in tutti gli anni in cui si è svolta la fiera di Santa Caterina, ma era un segnale che volevamo dare, un segnale di ripartenza, di positività, dopo il blocco causato dalla pandemia l'anno scorso. Una fiera richiesta a gran voce anche dagli operatori economici che dopo 1 anno e mezzo di grandissime difficoltà avevano il grande desiderio di partecipare a questa fiera, quindi se da un lato ci sono, come è normale che sia, dei disagi alla circolazione, in particolare la mattina quando tanti genitori in particolare vanno a lavorare o portano a scuola i loro bambini, d'altra parte con un segnale di ripresa seppur in sicurezza.
Per evitare assembramenti e prevenire i contagi, l'amministrazione comunale ha preso una serie di misure di sicurezza, tra le quali 4 varchi per controllare gli accessi. Nei varchi vengono effettuati i controlli sul Green Pass, quindi solo chi ha il Green Pass può accedere alla Fiera di Santa Caterina. Ci sono poi del personale, delle guardie giurate che oltre ad effettuare i controlli sul Green Pass ai varchi, effettuano anche un controllo all'interno della manifestazione, sia sul possesso del Green Pass, sia per sensibilizzare le persone a rispettare il distanziamento, l'utilizzo delle mascherine e quindi le regole che ormai da tanti mesi conosciamo. La Fiera di Santa Caterina serve anche a dare una boccata d'ossigeno agli ambulanti, penalizzati pure loro dalla pandemia. Gli ambulanti, meno di 200, sono quasi la metà di quelli che ogni anno erano presenti alla Fiera di Santa Caterina, ma il colpo d'occhio su Piazza Primo Maggio fa tornare indietro nel tempo se non fosse per le persone che indossano la mascherina. Per i friulani è un momento di festa, per i commercianti è un'occasione per cercare di recuperare il tempo perduto, o meglio, gli introiti perduti a causa della pandemia. E tra le bancherelle c'è ancora chi ha fiato in gola per pubblicizzare pentole, tappeti magici, piatti e soprattutto le mandorle appena passate nello zucchero rovente. L'anno scorso la festa non è stata fatta a causa del coronavirus, quest'anno invece l'abbiamo fatta ed è un segnale di attenzione nei confronti di coloro che sono venuti con le loro bancarelle, ma anche della gente che è molto affezionata a questa fiera che è antichissima. Stiamo parlando del 1400 e quindi sono tantissimi anni che si sta facendo festa, quindi quasi 600 anni che Udine ospita questo appuntamento. Questa che è diventata un'abitudine, una consuetudine per tanti cittadini udinesi e per tutti i friulani. Come vedete l'offerta merceologica è molto ampia e quindi qua uno può dilettarsi a fare acquisti, ma nel contempo anche a passeggiare, a socializzare, che è sempre una cosa importante di cui abbiamo estremamente bisogno. Restiamo a Udine, dove si infiamma il dibattito sulla modifica dello statuto comunale che lunedì prossimo dovrebbe passare in consiglio comunale. L'articolo è il numero 9 ed è quello relativo alla tutela della famiglia. Non farà più riferimento in modo generico al riconoscimento dei diritti della famiglia nella comunità, ma richiamandosi alla Costituzione parlerà di società naturale fondata sul matrimonio. Il tema è stato al centro del confronto andato in scena nell'ultima puntata di Screenshot. La Costituzione del 1948 è ancora valida sotto questo aspetto, però non è sufficiente. Sì. Cioè, in questi 70 anni è innegabile che il concetto di famiglia sia cambiato e stia cambiando ancora, proprio di recente. Poi se cominci ad andare a scavare, ci sono state delle leggi, cito la più famosa in assoluto, quella sul divorzio, che quantomeno ha dato una visione del matrimonio in maniera non tutta rosa e fiori di quello che potrebbe essere. Sì. La recente legge di Cirinnà ha dato una risposta a un qualche cosa che era un po' detto sì, ma non si andava avanti solo a sentenze. Il matrimonio messo lì così com'è è un balzo indietro di 100 anni. In questo statuto 40.000 persone, 35-40.000 persone, anche se non lo diranno, tecnicamente non si riconoscono. Ma no. Il modello culturale che in questo momento, come dire, viene rappresentato dalla maggioranza che amministra il comune di Udine è un modello che sicuramente, come dire, guarda a tutte le forme di convivenza, delle esperienze che ci sono. Quello che noi vogliamo dire è, cari cittadini, attenzione, per noi comune, per noi amministrazione è una cosa importante, è una cosa da promuovere, quello che in qualche modo il vostro rapporto abbia una certa stabilità. Noi abbiamo ritenuto di rifarci alla Costituzione. La Costituzione segue, perché sono coordinati con la Costituzione tutte le leggi che vengono successivamente. Non è che l'importante è che venga tutelato, non è che io dico se tu non ti sposi allora sei fuori o non devi riconoscerti, si riconoscono benissimo. Non scrivere tant'è vero che qualcuno allora valuta liberamente di non sposarsi. Non scrivere matrimonio. Ed è liberissimo non e sarà sostenuto dal comune. Non scrivere matrimonio, risolve tutti i problemi.
Dal matrimonio ai riti del Natale. Riti e tradizioni della cristianità non ledono i diritti di nessuno e bene ha fatto la direttrice dell'ufficio scolastico regionale a sottolinearlo nella sua comunicazione in vista del periodo natalizio. Commenta così Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, la presa di posizione di Daniela Beltrame, che ha ribadito come al di fuori degli orari di lezione sia perfettamente legittimo organizzare eventi legati al Natale, ai quali studenti e famiglie possano partecipare, naturalmente su base volontaria. Ci sono 265 milioni di euro in più a disposizione rispetto alla finanziaria del 2020, questi numeri resi noti dall'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli nel corso dei lavori della prima commissione consiliare. La tenuta delle entrate e l'esito della trattativa con lo Stato sui patti finanziari si traduce in 265 milioni di euro in più a disposizione rispetto alla finanziaria 2020. Questi numeri resi noti dall'assessore regionale Barbara Zilli nel corso dei lavori della prima commissione consiliare durante l'illustrazione da parte della Giunta degli strumenti della prossima manovra di bilancio. È una finanziaria molto robusta. Noi abbiamo ragionato in questo momento allocando di queste risorse in più ben 157 milioni destinati all'importante ruolo che ha la persona per noi nella comunità regionale. Quindi attenzione al sistema casa, alla legge sulla famiglia che ha una dotazione importante di 25 milioni di euro per il suo avvio, all'edilizia scolastica per i nostri bambini e ragazzi ed anche al finanziamento della spesa corrente per gli enti locali. Queste sono alcune delle poste cui si affiancano risorse importanti per gli investimenti che vanno ad irrobustire tutte quelle linee contributive di finanziamento che dall'inizio della legislatura abbiamo attivato. La destinazione di 158 dei 265 milioni è già stata definita, mentre 107 sono ancora da allocare. Il loro destino è legato anche alle scelte che il governo nazionale sta prendendo in merito alle misure fiscali, con la previsione di importanti modifiche relative a IRPEF e IRAP. In questo momento l'atteggiamento è di prudenza. D'altro canto la recrudescenza della pandemia ci impone un atteggiamento molto serio e severo nell'allocazione delle risorse, perché siamo convinti che le necessità saranno di nuovo molteplici. Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una delle violazioni dei diritti umani più diffuse che spesso non viene denunciata. Oggi confronto a Udine all'Auditorium Comelli organizzato dall'Andos. Il Friuli Venezia Giulia non è esente da episodi di violenza nei confronti delle donne, di violenza di genere e bullismo. La pandemia ha aggravato la situazione, isolando ulteriormente le vittime. Non bisogna mai abbassare la guardia e per questo ribadisco il discorso anche della prevenzione, sin da piccolo affrontare il problema. Appunto oggi qui in questo convegno si parla di bullismo, perché il bullismo e cyberbullismo sono appunto le violenze sulle persone che poi potrebbero portare a altri tipi di violenze, no? Anche all'interno della famiglia, anche per cambiare una cultura, no? La cultura della non violenza. Non solo combattere il bullismo, ma anche indurre le persone che subiscono violenza e quanti sono testimoni di violenza a denunciare il fatto. Uno non pensa mai, no, che si possa arrivare a un omicidio, ma l'omicidio è dietro l'angolo, è veramente un momento. E non bisogna poi fare la manifestazione perché è morta o tanto scalpore perché è morta. Bisogna imparare a parlare, a denunciare, a far capire che queste persone non sono sole. Dobbiamo essere, secondo me, un po' meno omertosi, perché è inutile che andiamo tutti in strada quando arrivano i carabinieri o quando arrivano le pompe funebri a portare via il cadavere. Bisogna andarci prima, perché quando io dico ai ragazzi imparate a parlare e dovete denunciare, ma se non siamo noi adulti a dare il buon esempio non andremo da nessuna parte. Lo sfidante, battuto per 3 voti, ha presentato ricorso al TAR e torna in discussione la rielezione del sindaco di Vajont. Ricorsi e controricorsi al comune di Vajont. Le recenti elezioni amministrative si sono concluse con la rielezione del sindaco Lavinia Corona con 421 voti, 3 appena dei 418 dello sfidante Virgilio Barzan, oggi capogruppo di minoranza, il quale contesta i verbali di rielezione e ha fatto scattare il ricorso per il riconteggio delle preferenze, contro il quale però l'amministrazione comunale ha deciso di costituirsi al Tribunale amministrativo regionale. La prima udienza è fissata a Trieste per il 16 dicembre. L'ente sarà assistito dall'avvocato Maurizio Paniz del Foro di
di Belluno, che ha già seguito molti politici sul taglio dei vitalizi. Parteciperemo al processo soprattutto per tutelare il personale del comune e i componenti dell'ufficio elettorale, tirati pesantemente in ballo nel ricorso, ha spiegato al proposito, a nome della maggioranza, l'assessore Fabiano Filippin, il quale ha spiegato che già dal verbale dello spoglio è possibile determinare la prevalenza di voti a favore di Corona, superando, secondo logica e buonsenso, ogni dubbio creato ad arte. Tra le richieste rivolte al tribunale da Barzana c'è anche quella di tornare alle urne con una nuova chiamata al seggio degli elettori, ma su tutto questo dovrà pronunciarsi il TAR. Seconda tappa domani sera del percorso per definire i nuovi vertici di Confindustria Udine, dopo che venerdì scorso a Palazzo Toriani Gian Pietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, è stato designato all'unanimità con voto segreto quale candidato alla presidenza dell'associazione. Domani alle 18 il Consiglio Generale tornerà a riunirsi. Benedetti nell'occasione presenterà la squadra individuata per guidare Confindustria Udine i prossimi 4 anni e proprio sul team il Consiglio sarà chiamato ad esprimersi. Per chiudere la partita sarà necessaria la convocazione dell'Assemblea dei Delegati, cui spetterà il compito di eleggere il successore di Anna Mareschi Danieli. L'appuntamento in questo caso è stato fissato per il 15 dicembre. Nei centri addestrativi della Comina e della Valresia si è svolta un'esercitazione militare. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. L'area addestrativa della Comina, Pordenone e la Val Resia sono stati al centro di un'esercitazione militare effettuata dagli operatori del Multinational Simic Group, impegnato in attività di difesa collettiva su scenari di attacco a paesi aderenti alla NATO. A guidare le operazioni un comandante friulano, il colonnello Mattia Zuzzi. Questo è uno scenario di cooperazione civile militare, attività nella quale noi siamo specializzati, vale a dire che nei teatri operativi, nelle missioni all'estero che noi svolgiamo, otteniamo i collegamenti tra la dimensione civile, la popolazione locale, le autorità locali e la forza militare che è presente sul territorio. Simuliamo la presenza dei nostri assetti in un'area distante dalla sede della Comina che sta svolgendo un'attività di interazione con la popolazione civile della Val Resia, che come sappiamo parla una lingua slavofona diversa, però è in territorio italiano e come tale per noi ha un ritorno da un punto di vista formativo e addestrativo elevatissimo. Diverse le simulazioni effettuate dai militari, dalla gestione di emergenze al confronto con i civili fino agli attacchi chimici. Poco fa abbiamo ricevuto un ordine che ci imponeva di far fronte ad attacchi cibernetici che hanno causato dei problemi alla gestione automatizzata di una fabbrica di sostanze chimiche. Quindi questo potrebbe causare una fuoriuscita di sostanze chimiche, quindi il nostro livello di force protection per far fronte a questa mina ci è stato elevato da Alpha a Bravo Plus. Negli ultimi 2 giorni ci sono stati alcuni problemi per quanto riguarda la prenotazione della terza dose del vaccino nelle strutture della provincia di Udine. Qualche difficoltà in particolare ha riguardato il vaccino Pfizer. Ebbene, è arrivata proprio poco fa una nota dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per venire incontro alla grande domanda di vaccinazione della popolazione e con l'obiettivo di garantire il massimo accesso possibile a questo presidio di prevenzione, si legge in una nota, grazie al contributo dei professionisti sanitari, nelle prossime 2 settimane sono stati aperti ulteriori 26.000 posti in tutta ASU-FC, distribuiti tra le sedi hub di Ente Fiera Martignacco, Gemona Le Manifatture e all'ospedale di Palmanova. Saranno disponibili i vaccini Pfizer e Moderna. Le prenotazioni saranno possibili a partire da venerdì 26 novembre mattina. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con lo sport, in primo piano le parole di Rodrigo De Paul. Da Madrid l'ex numero 10 bianconero si fa sentire, dice: la squadra dipendeva dalle mie giocate, non attaccava tanto. Parleremo anche del caso del Fiume Veneto Bannia, bloccato dall'isolamento imposto dall'azienda sanitaria. E dopo lo sport, le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.